Scusa, te lo dico io cosa ci puoi fare con l'omosessualità. Intanto non deve più succedere che un essere umano venga discriminato per via delle sue scelte emotive, sentimentali o sessuali. Prima cosa, Giusto. perché la civiltà di una nazione si misura proprio in base alla tolleranza e all'accoglienza che abbiamo nei confronti di persone che hanno fatto scelte diverse dalle nostre. Primo. Giusto. Detto questo, a me personalmente di vedere in giro tutti questi invertiti non è che mi piaccia tanto. Poi per carità, l'accoglienza va fatta senza se e senza ma, e noi dobbiamo porgere la mano al nostro amico che ha fatto delle scelte diverse dalle nostre. Giusto. Detto questo, a me di stringerci la mano a uno che con tutto rispetto fino a 10 minuti prima ci stava tenendo in mano l'organo di un altro mi fa un po' senso. Poi fate voi. Per carità, è rispettabilissima anche questa opinione. Bene, e mi sembra che il tema dell'omosessualità sia stato trattato in tutti i suoi aspetti. Udo! Allora invito l'addetta a venire a prendere la bestia del rock sul palco. Mangoni, ve l'ho detto, è il primo esempio di interazione fra uomo e animale. Mangoni è una pericolosissima bestia. Bene, adesso allora affrontiamo un altro tema scomodo, come solo noi di Storitese sappiamo fare, il tema dell'integrazione razziale. Io ho pulito bagno, poi stilato camicia, poi sgassato forno e stilato camicia, poi lavato vetri e stilato camicia, poi sbagliato tutto, ho messo camicia dentro il forno microonde, camicia microonde, però d'altronde una casa occidentale è difficile da ordinare. Votato pattumiera, cambiato copriletto, lavato pavimenti, del gatto pulito gli escrementi, finita carta igienica, comprare antica cane bimici, Filippino Lock, Filippino Lock. Una popolazione di perfetti pulitoli di case, però non dico che non ci sarò. Ma viene mio parente filippino, pulisce certamente filippino, così non cambia niente, e quando lui finito si scatena con l'off. By Christopher John. Basta, finito. Filippino Lock, Filippino Lock, Filippino LOL, Filippino. Non siamo un gruppo etnico di sguardi al servizio del bianco, perciò scattare tra bocchetto filippino e contattare avvocato che dopo fa le causa filippina e chiedere alle entrate di tutti i contributi. È ora di finirla con il lavoro nero, così il lavoro meno e guadagno di più. E poi con tutti gli euro, vi prenderò un aereo, li torno in Filippine e non mi vede più. Filippino va, Filippino va, torna in Filippine, ti mancherà quell'ordine speciale in cui mettevo le cose, cosa resterà di questi
Soltanto una camicia già stilata dentro con l'omicron onde.